Veneto Banca, dopo il trasferimento a Treviso della maxi inchiesta sul crack della Popolare, il procuratore Dalla Costa annuncia che chiederà rinforzi al Ministero. La Guardia di Finanza di Padova ha disposto sequestri di beni per 3,3 milioni di euro a carico di 2 amministratori di Padova 3, società di raccolta di rifiuti della Bassa Padovana. Nell'agosto del 1991 uccise il cognato a Susegana, dopo 27 anni la squadra mobile di Treviso arresta l'assassino. Mi hanno picchiata più volte e offesa, la testimonianza shock di una ragazza vittima di bullismo che si rivolge a chi come lei ha subito violenze. Chiedete aiuto. L'appello degli amici di Simone Giupponi, 18enne, morto 2 giorni dopo un incidente stradale. Vorremmo ricevere un videomessaggio dal suo idolo Valentino Rossi per dedicarglielo. Aperture domenicali durante i festivi dei negozi. Dalla Regione Veneto una lettera ai parlamentari per chiedere una regolamentazione. Premiazione all'Università di Padova per il più innovativo progetto di mobilità ecologica e sostenibile tra le decine ideate dagli studenti dell'Ateneo Padovano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque il crack delle Popolari, in particolare l'inchiesta per quanto riguarda Veneto Banca. Ebbene, parla Don Enrico Torta, la giustizia non tutela i risparmiatori truffati, dice Stato in mano ai poteri forti sostenuti dalle mafie. Conclude sempre il parroco che invita i risparmiatori a non mollare la presa. Il governo che è scritto nella Costituzione che doveva difendere i risparmi dei cittadini purtroppo è rimasto latitante, perché sappiamo che ci sono aspetti mafiosi in giro di sostegno attraverso i vari poteri. L'intervento a gamba tesa senza mezze misure del parroco veneziano dopo la notizia dell'incompetenza territoriale della Procura di Roma in merito al crack Veneto Banca. Guardi, siamo in ritardo di 3 anni. A 3 anni dalle perquisizioni che videro l'avvio dell'inchiesta romana su Veneto Banca, ora con lo spostamento del processo a Treviso si ripartirà praticamente da zero, con il rischio prescrizione in agguato. Non credo debbano accettare la prescrizione, perché è talmente grave questo fatto che credo dovranno spostare finché si riesce a capire quali sono stati i responsabili e che devono pagare. La Banca d'Italia e la Consob dovevano difendere i risparmiatori. È gravissimo nessuno abbia vigilato anche su di loro, conclude il parroco inneggiando alla prosecuzione della lotta. Per me lo Stato dovrebbe cercare i responsabili e con delle scelte politiche risanare i debiti di questa povera gente e ridare i soldi indietro. La cronaca con l'indagine della Guardia di Finanza di Padova su Padova 3, società di raccolta dei rifiuti della Bassa Padovana. Le Fiamme Gialle in queste ore hanno disposto il sequestro di beni per 3 milioni e 300 mila euro a carico di 2 amministratori accusati di peculato. Non avrebbero versato neppure la TAP, tassa ambientale provinciale, gli amministratori di Padova 3, la società che si occupava della gestione dei rifiuti in 56 comuni della Bassa Padovana. Un'indagine avviata un anno fa grazie alla denuncia di alcuni sindaci. Troppi i soldi pagati in bolletta dai cittadini, enorme il buco nei conti. A carico di beni riconducibili ai 2 principali indagati, tra i quali Simone Borile, ex presidente del consorzio, la Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento di sequestro preventivo di 3 immobili, una villetta e un appartamento, oltre a una casa di vacanze in montagna, che secondo le indagini sarebbe stata ristrutturata con i fondi dei cittadini, 2 auto e il 25% di partecipazioni in una società. Ai 2 è contestato il reato di peculato, con altre 10 persone devono rispondere anche di falso in atto pubblico, frode fiscale e truffa agli utenti. Padova 3 non aveva corrisposto circa 3 milioni e 300 mila euro di imposte che avrebbe dovuto versare nelle casse della provincia. E questo comportamento omissivo ha fatto scattare la notizia di reato per peculato, appunto.
3.300.000 euro, questa è la cifra che non sarebbe stata versata alla provincia di Padova, somme relative a 4 anni, dal 2012 al 2015. Chiaro il quadro indiziario, sostengono gli inquirenti coordinati dal PM Carmelo Ruberto, che si è visto accogliere il ricorso in appello dal Tribunale di Rovigo dopo l'iniziale ordinanza di rigetto a giugno 2017. Noi le indagini le avevamo chiuse a giugno dell'anno scorso. Questi sono gli strascichi derivanti dalla trafila giudiziaria che si è venuta a creare. Droga nascosta all'interno di una falsa laminatrice arrivata dal Perù. L'ombra dell''ndrangheta si estende anche sul Vicentino e ora la squadra mobile di Vicenza indaga per associazione a delinquere. L'ipotesi delittuosa è quella di associazione di delinquere, per l'appunto finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. La nostra finalità è quella di individuare se organizzazioni criminali di stampo mafioso più strutturate siano anche radicate nel Vicentino. Si è aperto così un nuovo procedimento penale incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ma procediamo con ordine. Tutto parte dal sequestro del marzo dell'anno scorso di 2 kg di cocaina in 2 panetti purissima, con un principio attivo altissimo, valore stimato €500.000. Droga trovata nascosta in una laminatrice partita dal Perù, arrivata in Croazia e da qui risalita fino ad arrivare in un'azienda di Schio, dove doveva essere parcheggiata, ma lì a marzo ad aspettarli c'erano anche gli agenti della mobile Berica con i colleghi di Venezia. In quell'occasione venne arrestato oggi ai domiciliari Luigi Carollo, socio della ditta in Perù, indagato invece un altro uomo che collaborava con Carollo. I mesi passano, ma non inutilmente, perché le cose agli inquirenti non quadrano. La perizia di un tecnico mette in evidenza che la laminatrice è finte le saldature, mentre i rulli dove era nascosto lo stupefacente erano piombati. Tutto questo porta gli agenti della mobile di Vicenza a ritenere che dietro i 2 soggetti, ora indagati per associazione a delinquere, vi sia ben altro. Ci fa ritenere che probabilmente alla base ci sia un'organizzazione criminale ben più strutturata rispetto ai 2 soggetti, uno indagato e l'altro arrestato, che possa gestire questo vasto traffico. E adesso l'arresto di un 59enne accusato di essere il responsabile di un omicidio avvenuto a Susegana, in provincia di Treviso, nel 1991. Rintracciato ad Agrigento, era dunque ricercato da ben 27 anni. Nell'agosto del 1991 a Susegana aveva ucciso al culmine di una lite il cognato colpendolo alla testa, poi era sparito. L'ipotesi degli inquirenti era che fosse tornato in patria in Marocco e invece Suahir Lekbir, venditore ambulante, oggi 59enne, non ha mai lasciato l'Italia e anzi, grazie alla falsa data di nascita fornita quando nel 94 aveva chiesto il permesso di soggiorno, era poi riuscito a ottenere anche la cittadinanza italiana. Una lunghissima latitanza la sua, interrotta dall'individuazione ad Agrigento di un soggetto che poteva corrispondere all'assassino, incastrato dall'esame delle sue foto di oggi e di allora. Attraverso l'esame di una serie di fotografie che ritraevano l'uomo ricercato da giovane, fino ad arrivare alle più recenti, è stato possibile, mediante un confronto scientifico, pervenire alla certezza della sua identità e quindi poi trarlo in arresto. Per quel delitto Lekbir, che all'epoca aveva 22 anni, fu condannato l'anno dopo in contumacia a 15 anni di reclusione. Una pena passata in giudicato che ora dovrà scontare, anche se lui, di fronte agli agenti della squadra mobile che lo hanno catturato, ha negato ogni addebito. Inizialmente ha riconosciuto se stesso nelle fotografie dell'epoca e successivamente ha negato ogni addebito, mettendosi a pregare. Un caso che agli inquirenti fa trarre una morale. Presto o tardi la giustizia fa il suo corso e giunge a compimento. Tragedia della strada la scorsa notte nel Veronese, a perdere la vita un 19enne, Marco Agnello, originario di Palermo ma residente a Vigasio in provincia di Verona. È morto dopo aver perso il controllo della sua auto che, uscita dalla carreggiata, è andata a sbattere prima contro una casa disabitata e poi si è ribaltata completamente. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i carabinieri di Villafranca e di Vigasio, purtroppo per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Mi hanno picchiato più volte e offesa. A parlare è una ragazza vittima di bullismo che ne è uscita dopo anni di soprusi. Il suo appello adesso a chi sta subendo tutto questo: non abbiate paura, dice, confidatevi con professori e genitori.
Mi hanno sempre insultata pesantemente con le parole, mi hanno, diciamo, trattata come schiavetta. Sono stata anche picchiata più di una volta. E già dall'asilo, che quando sono andata prima superiore ho cominciato a tirare fuori un po' il mio carattere grazie alle mie amiche. Ha vissuto per anni nel terrore senza reagire, ma quanto le è accaduto oggi l'ha resa più forte. Accanto a lei un'amica, 2 storie, scuole diverse, luoghi diversi, ma lo stesso dolore, il medesimo senso di impotenza. Le 2 giovani hanno avuto il coraggio di raccontare ai nostri microfoni di essere state vittime di bullismo, un fenomeno in continua crescita soprattutto nelle scuole primarie. La giovane ci parla della paura di raccontare quanto stava subendo. Per paura, io avevo sempre paura che se magari dicevo qualcosa a mia mamma oppure alla maestra, il giorno dopo me ne prendevo il doppio, quindi sì, è più che altro quello che frena è paura. Anche questa ragazza che ha finito la scuola di parrucchiere a Feltre è stata vittima di bullismo. 3 anni, ci racconta di calvario. Me lo sono tenuta dentro per 3 anni e poi finché un giorno sono scoppiata completamente, però la scuola non mi ha aiutato perché dava ancora la colpa alla mia famiglia per il fatto che ero insicura e cose del genere, però dopo un po' ti fai il guscio perché adesso veramente nessuno mi mette i piedi in testa. Poi l'appello a chi sta subendo le stesse angherie: non tenetevelo dentro, parlatene con qualcuno. Cercare di dirlo ai genitori, perché anch'io pensavo che non avrebbero fatto niente, però ti sono più vicini così, altrimenti comunque ci sono persone online che provano le tue stesse cose, quindi riesci un po' a aggrapparti a questo. Dirlo ai maestri, ai professori, se c'è qualcosa, senza aver paura, perché sono là per aiutarti, quindi chiedere aiuto a loro. Torniamo a parlare del crack Veneto Banca, perché dopo il trasferimento a Treviso della maxi inchiesta, il procuratore Dalla Costa annuncia che chiederà rinforzi al Ministero. Il giorno dopo la notizia che i faldoni di Veneto Banca partiranno da Roma a destinazione Treviso, nella procura trevigiana alzano le mani sulla durata dei processi. Sulla tempistica non sappiamo cosa dire finché non veniamo. Dopo, certo, sicuramente ci sarà un problema di tempistica e di efficienza anche della struttura giudiziaria di Treviso, perché evidentemente questa è una cosa, diciamo così volgarmente, che capita tra capo e collo. Quindi bisognerà in qualche modo rivedere, rivalutare l'organizzazione dell'ufficio, che è un ufficio comunque in sofferenza da lungo tempo. Decisamente un compito gravoso non solo per l'ufficio del pubblico ministero incaricato Massimo De Bortoli, ma per tutta la struttura giudiziaria trevigiana, che sconta le croniche incongruenze della giustizia italiana. Se abbiamo 1000 nomi da inserire, dobbiamo inserirli manualmente, anziché fare tutto con un click, come sarebbe possibile se il trasferimento dei dati, il trasferimento degli atti fosse avvenuto all'interno dello stesso distretto informatico. Pagine e pagine da reinserire che danno già il senso dei tempi biblici prima che si possa riprendere da dove Roma ha concluso le proprie indagini. Certo, prosegue il procuratore capo, cercheremo di sostenere il lavoro del magistrato e del suo pool investigativo, ma il rischio, peraltro non ancora quantificato visto che gli atti devono ancora arrivare, è che tutto slitti se non arriveranno rinforzi. Per questo il procuratore Dalla Costa punta direttamente al Ministero. Chiederemo al Ministero che ci aiutino in questo senso, perché non ha senso perdere tempo su queste questioni. La sensazione però, conclude il procuratore, è che saranno parole al vento. Noi proveremo a chiedere, però non sono cose che vengono risolte dall'oggi al domani. E ripeto, la situazione di Treviso, per quanto mi risulta, per quella che è la mia valutazione personale, è un ufficio che comunque è sottodimensionato rispetto alla realtà. Ricorderete la vicenda di un 18enne morto 2 giorni dopo un incidente stradale accaduto a Montebelluna. Stasera vi facciamo sentire l'appello dei suoi amici per fare a Simone, questo è il nome del ragazzo deceduto, un ultimo regalo. È un ragazzo molto speciale per noi della classe, visto che era simpatico e tanto altruista.
e aveva spesso la tendenza ad aiutare le persone che gli stavano a fianco piuttosto che aiutare se stesso. Gianluca Turato è uno dei tanti amici di Simone Giupponi. Il 18enne è rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale a Montebelluna e deceduto 2 giorni più tardi in ospedale. I suoi compagni della terza A dell'Ipsia Scarpa di Castelfranco guardano quel banco vuoto e dal giorno della tragedia stanno pensando ad un modo per ricordare l'amico che non c'è più. Simone era un appassionato di elettronica e di moto con un grande mito. Aveva Valentino Rossi come suo grande idolo e voleva provare a riuscire ad andare a vederlo in gara. Così, non potendo andare in pista, seguiva in televisione ogni gara di Valentino. Le so tutte quante a memoria, tutte. Aveva a casa maglie, scarpe, cappelli, braccialetti, sullo scooter era pieno di adesivi di Valentino Rossi. Un paio di mesi fa c'era andato a fare anche il tatuaggio sulla caviglia con i 46. Una passione che gli amici di Simone vorrebbero trasformare in un ultimo regalo per ricordarlo. Non abbiamo mai potuto fargli dei regali perché non ne ha mai voluti. Diceva che non aveva senso sprecare del denaro per lui e che piuttosto dovevamo usarlo per noi stessi. E adesso che vabbè non c'è più, vorremmo fargli quest'ultimo regalo d'addio. E il regalo non poteva non coinvolgere proprio Valentino Rossi. Se qualcuno avesse un contatto, un'email, un numero di telefono per cui contattare Valentino Rossi e semplicemente magari farci inviare un video, messaggio, tipo un saluto o un qualcosa, o semplicemente solo un file audio. Avevamo in mente di inviarlo alla famiglia, la quale il giorno del funerale molto probabilmente lo farà vedere in uno schermo gigante, magari prima della cerimonia o dopo, insomma, c'è solo per fargli un piccolo tributo a Simone. L'ultimo pensiero di Gianluca è per l'amico e al vuoto enorme che ha lasciato. Ha lasciato un buco, ci manca Simone. Tutto di Simone, solo questo. Scossa di terremoto questa mattina di magnitudo 3 tra le province di Vicenza e Treviso, epicentro a Possagno, tanta paura tra i cittadini ma nessun danno. Torna a tremare la terra nel Bassanese. L'ultima scossa questa mattina alle 9.36 di magnitudo 3 è stata rilevata sul massiccio del Grappa. Secondo quanto riportato dal Centro Nazionale Terremoti di Roma, l'epicentro è stato localizzato a 10 km di profondità in territorio comunale di Possagno, nella zona dell'Archeson. La scossa è stata sentita distintamente in tutti i comuni della Pedemontana e anche nel Bassanese, dove sono arrivate alcune chiamate ai vigili del fuoco di cittadini che avevano avvertito la scossa ed un forte boato. Non si segnalano danni a persone o cose. Il sindaco di Possagno, Valerio Favero, ha avviato comunque i sopralluoghi negli edifici pubblici della zona. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta con l'edizione del Veneto per parlare di aperture domenicali nei giorni festivi dei negozi. Dalla Regione Veneto un appello ai parlamentari affinché arrivi una regolamentazione. Regolamentare le aperture domenicali riportando la competenza in capo alle regioni anche sulla scia dell'esito del referendum autonomista del 22 ottobre scorso. Parte dal Veneto la lettera di impegno ai parlamentari. Anche perché voglio ricordare che in sede di conferenza Stato-Regioni tutte le regioni hanno aderito alla proposta veneta di contingentamento delle aperture domenicali e festive. Manderemo questa lettera, ovviamente chiederemo un riscontro immediato su questa lettera che noi manderemo. Scadenza di questo resoconto? Io a settembre raccolgo tutto e vi riconvocherò per darvi l'esito di questo impegno formale. Progetto appoggiato da tutti i componenti del cosiddetto tavolo etico, con l'ok del religioso, dei sindacati e così dell'Anci Veneto e dei rappresentanti del movimento Domenico No Grazie, con un'unica voce fuori dal coro, quella della grande distribuzione, il cui monito suona quasi come una minaccia, creando forte disaccordo tra i presenti. Le ripercussioni potrebbero essere pesanti per il servizio alla clientela, ma anche perché poi si ripercuote necessariamente sui livelli occupazionali, sulle riorganizzazioni aziendali e sulla ridefinizione. Sì signora, io non l'ho interrotta, abbia pazienza, lei ha detto delle cose che io non condivido assolutamente, però... Dati opposti rispetto a quelli regionali che raccontano invece di un PIL prodotto spalmato su 7 giorni anziché su 6, a differenza di quanto avviene in un'altra grande catena, dove i lavoratori più felici sono quelli che fanno guadagnare di più all'azienda, proprio perché ai festivi ci si riposa, dice il loro portavoce.
Portare avanti questa politica ci ha premiato proprio perché molte persone dicono no, io scelgo un'azienda che è seria e che fa lavorare bene. Boicottare il lavoro festivo e domenicale in genere, l'invito arriva niente meno che da Confesercenti Veneto. La Pasquetta alle porte, cosa dire ai lavoratori costretti a lavorare durante quella giornata? Non dovrebbero ribellarsi, ma forse non devo dirlo io. Anche la Presidente di Confesercenti Veneto, nonché della città metropolitana di Venezia, contro le aperture selvagge domenicali festive. Io ho un'attività commerciale, ho una libreria, i giorni di festa il mio negozio è chiuso. Quando il cliente mi chiama e mi dice siete aperti di domenica, dico no, io come te vado in barca di domenica. Contraria alla cannibalizzazione dei lavoratori obbligati a essere presenti 52 domeniche l'anno, dice. Questo dovrebbe essere. Voglio dire, abbiamo sempre fatto la spesa senza farla di domenica. E se per i ragazzi non c'è giovinezza senza le domeniche libere, per i genitori resta l'impossibilità di gestire i figli a casa, prosegue la CGIL. Se qualcuno ha in mente che si possano perdere posti di lavoro regolamentando le aperture domenicali, sbaglia, perché già da adesso le lavoratrici che sono obbligate a lavorare la domenica devono avere il turno di riposo o lunedì o il martedì e spesso vengono messe in riposo forzato con permessi o ferie i primi giorni della settimana. Per Confesercenti le abitudini di acquisto e consumo risentono anche nella grande distribuzione della crisi dettata dalle rivendite online. I centri commerciali non stanno andando bene, lo sappiamo benissimo. È chiaro che il grande nemico in questo momento è la vendita online. Allora, se i centri commerciali capissero che bisogna scendere a patti, mettersi intorno a un tavolo con i piccoli e lavorare insieme contro i grandi player online, forse le cose andrebbero meglio. Cioè non serve a niente tenere aperto la domenica se tanto l'economia non si muove. Voltiamo pagina, premiazione all'Università di Padova per il più innovativo progetto di mobilità ecologica e sostenibile tra le decine ideati dagli studenti dell'Ateneo Padovano. Padova University Mobility Challenge è l'iniziativa lanciata da E.ON, operatore leader nel mercato dell'energia e del gas, ed Unismart, società dell'Università di Padova, un'iniziativa che ha coinvolto studenti e dipendenti dell'Ateneo per promuovere nuovi modelli di mobilità. Mobilità però con l'obiettivo che è una mobilità sostenibile. E praticamente è stato questo che abbiamo definito e dopo abbiamo lasciato spazio per la creatività e per il coraggio dei studenti. Il vincitore finale è il progetto UniOne, un'app basata su una rete di hotspot per il carpooling e zone di interscambio tra automobili e biciclette. Ognuno ha portato il suo contributo, le sue competenze, ad esempio Enrico che studia ingegneria dei trasporti ha fatto delle analisi bellissime che avete visto tutti quanti, poi ci sono loro i ragazzi che stanno studiando ingegneria, hanno fatto la parte più grafica, hanno fatto i video e io ho fatto un pochino delle analisi economiche e poi c'è anche Lorenzo ha fatto le analisi su un sondaggio che abbiamo fatto insieme. Al team che ha proposto l'idea più innovativa e sostenibile è stato assegnato un premio di 5.000 euro, oltre all'opportunità di lavorare al progetto pilota su Padova. Il gruppo avrà l'opportunità di presentare l'idea, anche il prossimo livello di idea, perché ora in prossimi 3 mesi lavorano ancora con queste idee, presentare questa idea davanti ai nostri colleghi in Germania. Ogni 3 mesi noi abbiamo un evento dove start-ups possono presentare soluzioni. E questo gruppo, oltre che finanziamo anche la prossima fase di questo lavoro, presentano in competizione queste soluzioni. Vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, si parlerà questa sera della ristrutturazione, del recupero delle mura di Castelfranco insieme al vice sindaco Gianfranco Giovine. A seguire torna la Zanzega con Lele Marcassa e Ivo Gallo, si parlerà di sport, montagna e natura. È davvero tutto per questa edizione del Veneto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Peggiora il tempo sulle nostre regioni con piogge un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 29 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile sin dal mattino, con molte nubi e con piogge diffuse un po' su tutti i settori e anche con locali temporali anche di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, massime in aumento comprese invece tra 10 e 14 gradi circa. Condizioni di tempo molto perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni un po' ovunque anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese tra 11 e 14 gradi. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, piogge diffuse un po' su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.